Salve a tutti. Oggi è stato pubblicato da Vicenza Più la bozza della legge del Fondo di Ristoro. Da una prima letta si capisce che c'è un 30%, sembrerebbe che questo 30% è definitivo, in base a quanto ci è stato detto sia il MEF da parte del governo, si è sempre parlato di un 30% dal conto. Adesso verificheremo meglio questa bozza. Una cosa sicuramente è certa, un passo in avanti è stato fatto, ci auguriamo però che il 30% sia da considerare in conto e non in surroga al diritto, perché stiamo sempre parlando di risparmio tradito, e il risparmio tradito dovrebbe essere restituito al 100% in una maniera o in un'altra. Noi di Confedercontribuenti abbiamo sempre appoggiato il fondo, rimpinguato dai cosiddetti fondi dormienti, perché solo attraverso questo meccanismo si poteva pensare di arrivare a un obiettivo. L'obiettivo è stato raggiunto, speriamo che adesso vengano attuate nel più breve tempo possibile i passaggi del denaro, perché questo è quello che conta. La gente deve avere i soldi, specialmente quelli più deboli che hanno subito la perdita del risparmio vero. Poi ci sono anche casi particolari che dovranno essere esaminati uno per uno, come per esempio quelli che hanno chiesto dei soldi e poi sono stati raggirati magari con finanziamenti fittizi, che adesso si ritrovano ad avere dei debiti. Non serve fare nomi, però le cose stanno così. Adesso il passaggio è andato alla SGA, cioè la società di recupero crediti presunti, io dico sempre presunti, con sede a Napoli, che adesso a sua volta ha dato l'incarico ad altri cose, e adesso ce la giochiamo con questi signori. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.